Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo di Archiloco, il primo poeta del mondo greco, il primo poeta lirico del mondo greco, il primo poeta lirico dell'Occidente, che scrive giambi. Che cosa sono i giambi? Sono poesie aggressive, sono versi aggressivi che hanno lo scopo di deridere, di riaffermare quindi con forza la propria forza e di in qualche modo spronarsi in maniera forte dal sentimento negativo che si ha di sé e della vita. Ecco, Archiloco è un uomo passionale che vive in un'epoca di contrasti. Si dice che addirittura lui avesse un contrasto altissimo con Neobule. Neobule era una donna che gli era stata promessa in sposa e che poi non gli venne data in sposa, e che lui agì in un modo stranissimo, cioè cominciò a recitare delle invettive così forti, così oscene, così provocanti verso Neobule, verso il padre di Neobule, che la leggenda vuole che all'udire i giambi che Archiloco aveva composto, Neobule e suo padre si tolsero la vita. Perché questo? Perché Archiloco era l'uomo della passione, era l'uomo che cercava con le proprie forze di riaffermare se stesso, la propria identità, la propria dignità, e lo faceva in un momento di aperti contrasti. Ci è sempre un po' arrivata attraverso la storiografia e la filologia dei secoli scorsi l'immagine di un Archiloco un po' povero e maledetto, come se fosse un poeta bohemien ante litteram, una specie di Rimbaud, di Verlaine, di questi autori così maledetti, no? E invece quello che abbiamo scoperto, soprattutto in epoca recente, soprattutto grazie a un'iscrizione, l'iscrizione di Mnesias, che è fondamentale perché ci racconta in questa iscrizione che Archiloco era un uomo molto stimato, che addirittura secoli dopo c'è un culto ad Archiloco. Archiloco era venerato quasi come una divinità e quindi ci restituisce l'immagine non di un uomo maledetto che in qualche modo tradisce tutto e tutti e poi inveisce contro la mancata sposa spingendola al suicidio, ma ci restituisce l'immagine di un uomo che aveva una strategia studiata, i cui versi appartenevano scrupolosamente a un punto di vista, un punto focale sul mondo che era ben definito, per cui anche il mito, perché di mito si tratta, della morte della futura moglie, della mancata moglie e del mancato suocero, anche su quel mito lui aveva costruito la sua forza e il suo progetto culturale. Quindi ci troviamo di fronte a una figura che sembra semplice e banale a un primo approccio, ma che in realtà è molto più profonda di quello che ci appare. Non è un uomo che spinge la mancata sposa, il mancato suocero al suicidio, ma è qualcuno che fa una riflessione profonda sull'esistenza e sulla vita, e lo fa servendosi di alcune strategie retoriche e stilistiche molto ben precise. Il mistero su Archiloco si infittisce ed è per questo che sarà interessante raccontarlo in un'altra settimana qui a Storie.